Ecocir in azione fra i banchi dell'Istituto Follador de' Rossi di Agordo è l'unità cinofila dei Carabinieri di Torreglia nel Padovano che ha annusato ogni centimetro quadrato a caccia di sostanze stupefacenti. Il controllo, lo diciamo subito, ha dato esito negativo, ma l'obiettivo della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e gli istituti scolastici del Bellunese è quello di prevenire e informare i giovani sulle problematiche che affliggono le nuove generazioni. E così, d'intesa con la preside, la comandante della compagnia dei Carabinieri di Belluno, Emanuela Cervellera, ha incontrato i ragazzi e con loro si è intrattenuta per illustrare le conseguenze che comportano l'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcolici, ma pure l'errato utilizzo dei social network. L'iniziativa ha concluso la 4 giorni di controlli serrati in Agordino, dove da tempo i cittadini lamentano problemi legati alla sicurezza. Oltre che dalle pattuglie delle stazioni carabinieri dell'Agordino, il territorio è stato presidiato anche da una squadra operativa di supporto, reparto costituito nel 2016, dislocato in tutti i reggimenti e battaglioni d'Italia. Nel corso dei vari servizi sono state controllate circa 120 auto, identificate 150 persone, 8 le contravvenzioni elevate per comportamenti pericolosi alla guida, 2 gli agordini denunciati per furto, rispettivamente di una mountain bike rubata dal garage di un'abitazione e di alcune bottiglie di alcolici asportate al supermercato Super V di Agordo.